Seconda corsa, una prova per cavalli di 4 anni non vincitori di 18.000 euro in carriera. 1660 metri da percorrere per 8 soggetti con il numero 1 Deniro Betz, Manuel Pistone, 2 Dina Spritz, Carmine Piscoglio, 3 Diablo, Antonio Di Nardo, 4 Daniela Col, Tommaso Gambino, 5 Diluvio, Salvatore Cintura Junior, 6 Diva Ferm, Marco Stefani, in seconda fila 7 Drac Suba, Maurizio Cheli, 8 Dante LZ, Roberto Vecchione. Autostart che inizia a raccogliere i concorrenti lungo la curva di sinistra, con i numeri bassi che attendono l'ultimo istante possibile per andare a rete. Macchina che accelera. Partiti con velocissimo Diluvio che cerca di andare al comando nei confronti di Dina Spritz. È partita forte anche Diva Ferma al largo. Passa Diluvio all'imbocco della prima curva prima di gettarsi di galoppo. E così Diva Numero Ferma prova ad 5 insistere su Diluvio Dina Spritz. squalificato. Non riesce però a passare e finisce anche lei con lo sbagliare. E così Dina Spritz si ritrova al comando. Daniela Coll in seconda posizione, in terza Deniro Betz, quindi Diablo, poi ancora Dante LZ, Diva Ferm che si è rimessa e Drac Suba. 29,4 per i primi 400 metri di corsa, Dina Spritz all'avanguardia su Daniela Coll che la segue, terza posizione per Deniro Betz avanti a Diablo. Schema che non varia dopo 600 metri passati in 45,2 con la leader che prosegue indisturbata in avanti. Figlia di Maharaja e Nebraska Jet completa i primi 800 metri in 1 minuto e 5 decimi, si rifà sotto al largo Diva Ferm. Sul rallentamento Marco Stefani cerca di riportarsi in avanti, accelera però per replicare la leader Dina Spritz, 1.16.1 il primo chilometro. Rimane in seconda posizione Daniela Coll, di fuori sempre Diva Ferm. Deniro Betz terza allo steccato, seconda pariglia esterna per Drac Suba che precede Diablo. La retta opposta alle tribune è passata in 14.8 da Dina Spritz, che ha sempre quella lunghezza nei confronti di Daniela Coll. Cede al largo Diva Ferm, guadagna posizioni di dentro Deniro Betz, così come fa Diablo. La retta d'arrivo con Dina Spritz che l'affronta in vantaggio, Daniela Coll che prova a spostare al suo esterno, Dina che si difende, Daniela che prova ad attaccare al largo, ma Dina Spritz si difende fino in fondo da Daniela Coll. Al terzo posto Diablo che corre solo la retta d'arrivo e corre bene. 29,7 ad arrivare, 1,15 ragguaglio cronometrico per Dina Spritz. Carmine Piscoglio in salchi per Andrea Sarzetto, i colori della scuderia Valle Falconera. Successo della 4 anni da Maharaja e Nebraska Jet che prosegue nell'ottimo periodo di forma, seconda vittoria consecutiva per il numero 2 dello schieramento Dina Spritz. Carmine Piscoglio.